su un altro discorso che è la questione rigassificatori, anche se oggi non parliamo di gas, però noi abbiamo sempre un discorso aperto con i rigassificatori di Zaula. Un iter che comunque tutti hanno dato parere contrario, gli enti locali hanno detto di no, però ufficialmente c'è un iter ministeriale dove c'è un ok al rigassificatore, manca ancora c'è una via VAS da parte della Commissione per il gasdotto che va da Trieste a Villesse, naturalmente manca solo la firma dei due ministeri. Ecco, allora io vorrei anche tenere presente che comunque la questione è anche petrolifera, se ci mettiamo pure un rigassificatore in quell'area, bloccherebbe comunque tutta l'attività futura del nostro porto. Io lascerò qua magari una relazione senza che la tiro con le lunghe, e volevo solo fare un piccolo appunto al direttore della SIOT. Allora, anche sul caso SIOT i nostri politici sono latitenti. Sorprende che dopo 50 anni di concessione, sono ora in programma festeggiamenti per fine aprile, e la concessione d'uso per ulteriori 50 anni, la società non abbia previsto di investire nel parco serbatoi nuove soluzioni a risolvere la questione d'origine della valle di Lolina, e che nemmeno chi di dovere non abbia imposto alle società SIOT l'obbligo di farlo. Non serve parlare e pontificare che le attività producono un indotto considerevole quando la maggior parte delle tassazioni finiscono a ingrossare le finanze romane, lasciando sul territorio le briciole e i vincoli ambientali e marittimi che l'impianto comporta, oltre naturalmente gli odori sgradevoli. La politica sia locale che regionale deve pretendere la tutela della salute e benessere dei residenti del comune di Sant'Olivo della Valle e delle popolazioni limitrofe dei comuni di Trieste e Muggia. Naturalmente, direttore, lei sa benissimo di cosa sto parlando, per cui negli anni si sono sviluppati, si sono fatti studi vari, doppia cognizione, spruzzi, nebulizzazioni, però alla fine siamo al punto zero, per cui io spero che in questi futuri 50 anni di investimenti, non so, sulle tratte che voi fate, pompe e quanto, pensiate anche a risolvere la questione d'origine e trovare delle soluzioni tecniche vere sui serbatoi. Grazie. Chiudo un po' sul ragionamento del rigassificatore che ho sentito. Voi sapete l'avversione che ho io nei confronti del rigassificatore, ne parlo nel senso quello che si voleva fare in porto a Trieste, quindi un rigassificatore onshore che avrebbe determinato problemi grossissimi per l'operatività del porto. Se è pur vero, come è stato detto, non lo vedo più la persona, ma se è pur vero, che ci sono ancora alcune attività in corso e che probabilmente daranno anche qualche risultato nel processo, essendo in corso, prima o dopo arriveranno anche alla fine. È anche vero che ormai è già stato dichiarato che quel rigassificatore non fa più parte dell'agenda energetica nazionale, per cui insomma ho visto già per esempio che il rigassificatore, notizia di oggi o di ieri, di Portoviro si vuole riconvertire a stoccaggio di LNG. Lasciamo stare quello che sta succedendo a Livorno, dove un rigassificatore in 2 anni e mezzo ha movimentato 5 gasiere. Insomma, ecco, diciamo che da questo punto di vista non ci sono più le precondizioni che avevano portato a quel tipo di investimento, e soprattutto non ci sono sul mercato, e soprattutto sono state accolte da quella che è la visione energetica del governo, che è stata dichiarata ufficialmente. Allora, torno a dire, è chiaro che quelle cose sono in corso, su quelle cose comunque stiamo lavorando. Altra cosa importante, noi stiamo lavorando su tantissime cose, però come vedete non andiamo a dichiararle prima che non diventino realtà vera. Quindi per esempio il discorso di Saipem oggi ce l'avete, perché con Saipem abbiamo in corso appunto una concessione in Porto Vecchio, è stata data, per cui insomma da questo punto di vista verranno sviluppate queste attività. Grazie, e questo lo facciamo su tutte le attività che riguardano il porto.
grazie al fatto che ci sono dei privati che credono nelle nostre idee, che credono nella localizzazione di Trieste e che mettono i loro soldi, perché questo è l'altro elemento, al contrario di qualche altro porto che continua a dire di avere grandi idee ma va sempre a chiedere i soldi a Roma. Noi invece tutte queste cose le stiamo facendo grazie ai soldi dei privati. È stata posta una domanda riguardo alla questione d'origine della Valle di Dolina. Sappiamo bene di che cosa si sta parlando, forse qualcuno qui non lo sa, quindi lo comunichiamo. Un deposito petrolifero ha l'odore di petrolio e questo mi sembra abbastanza scontato. Questo odore a volte è abbastanza intenso. Sono state dette alcune inesattezze che vorrei assolutamente e immediatamente rettificare. Non sono stati fatti investimenti falso, sono stati investiti più di 2 milioni di euro per il sistema di abbattimento degli odori che ha generato un miglioramento della situazione. Abbiamo le prove fatte, peraltro a valle, e qui mi riaggancio a un altro punto, quello dell'unione, della relazione virtuosa tra gli enti di ricerca e di formazione e le società e il tessuto economico produttivo. A valle di un lavoro fatto con l'Università di Trieste che è durato più di 2 anni, è stata individuata una soluzione che avrebbe ridotto significativamente, quando dico significativamente dico 85% almeno, le emissioni odorigene di componenti del petrolio, nello specifico mercaptani. È una sostanza che puzza molto, ne bastano pochissime molecole per avere un odore sinceramente odioso. Lo sappiamo bene noi che dentro quell'odore ogni tanto ci lavoriamo, non è una sostanza che minaccia la salute, questo va detto molto chiaramente. I mercaptani sono parenti dello stesso odore delle cipolle, odore, non è una sostanza che ci irrita gli occhi. Quindi la società ha investito finora 2 milioni, ma ogni anno sta investendo tra i 200 e i 300 mila euro per ricondizionare 2 o 3 serbatoi per il sistema di abbattimento degli odori. Quindi gli investimenti stanno andando, la situazione non è perfetta, stiamo progredendo. Peraltro è stato già avviato un nuovo progetto che chiamiamo Abbattimento Odori 2.0, sempre con l'Università di Trieste, per capire cosa possiamo fare per migliorare ulteriormente. Ultima cosa riguardo agli odori, abbiamo messo in campo un sistema di nasi elettronici. Ci sono 13 nasi elettronici che sono posizionati, che ci permettono di individuare in ogni momento, perché dialogano con la centrale ogni minuto, ci permettono di individuare in ogni momento il livello di quantità odorigene nei diversi punti perimetrali del Parco Serbatoi di San Dorligo. E così vediamo come, quando ci sono delle nuvole odorigene, vediamo come si spostano. È interessante. Quest'anno abbiamo ricevuto 9 segnalazioni da parte di persone, cittadini esterni al perimetro, che segnalavano odori. Di queste 9 segnalazioni sicuramente 3 non avevano a che fare con i nostri odori, perché in quel momento, o nel momento in cui veniva riportato la presenza di odore, i nostri nasi non segnalavano presenza di odore. Quindi è relativamente facile dire è sempre il deposito di San Dorligo, alle volte non è così. Ciò nonostante investiamo, lavoriamo e lo facciamo in relazione con l'università per trovare soluzioni innovative. La soluzione che abbiamo è una soluzione che è stata inventata qui, esportata peraltro anche in un altro terminale petrolifero italiano. Finanze romane mi sembra, lo dico perché sono romano, e sinceramente mi sembra abbastanza ridicolo.
Abbiamo detto che il sistema SIOT determina oltre 40 milioni di euro all'anno per il sistema economico di Nord-Est. Mettetelo in senso lato. Questo al di là dei 31 milioni che gli azionisti della SIOT mettono per far funzionare questo giocattolo in Italia. Al di là. Le tasse romane sono state l'anno scorso 6,4 milioni. Tutto il resto rimane qui. Quindi vorrei che risulti chiaro. Abbiamo ben conscio il tema degli odori, abbiamo una possibilità per mitigarlo e la stiamo utilizzando, ci rendiamo conto che non è sufficiente, andiamo avanti con chi fa ricerca, con chi è tenuto a pensare e basta, perché siamo convinti che grazie a loro riusciremo a trovare una soluzione che ridurrà ulteriormente il problema. Il nostro obiettivo è fare in modo di annullarlo totalmente, ma non so se questa è una cosa asintotica. Quindi proviamo e facciamo tutto quello che è possibile per mitigare. Poi ci sono soluzioni fantasiose e pericolose come i tetti fissi che lascerei ad altra discussione.